con voi ascoltatori, voi che avete scritto questa mattina in decine e decine al 340 6709 659 per commentare i fatti del giorno, soprattutto quelli che vi ho raccontato in rassegna stampa tra le 7.30 e le 9.30. Se ve la siete persa, vi ricordo, è facilissimo ritrovare la rassegna stampa di Sammy Varin. Cucù sono io. Andate su YouTube, su Facebook, cercando Radio Libertà, oppure cercando Lega Salvini Premier. Sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier ogni mattina c'è la diretta della rassegna stampa e poi naturalmente ve la potete riascoltare quando e come volete. Potete anche sbirciare il nostro sito radiolibertà.net, approfittare della possibilità di aiutare Radio Libertà con una piccola donazione cliccando in alto a destra Dona ora o utilizzando il conto corrente postale 37671294. E grazie da Sammy Varin a tutti coloro che, lo so, ogni tanto i famosi 5 euro arrivano. E mi raccomando, anche sul sito radiolibertà.net potete riascoltare e addirittura scaricare le principali trasmissioni, oltre che naturalmente condividerle a parenti o amici, perché roba buona come quella che facciamo noi se ne fa poca. Vediamo come apre l'ANSA. Sempio domani non risponderà ai PM. Le gemelle K oggi sentite come testimoni. Lo ha detto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, le cugine della vittima attese in caserma a Milano. Una nave merci ha attraversato Hormuz sotto scorta degli Stati Uniti da Teheran, però nessuna conferma. E poi Venezia, in 3 finiscono in acqua a Venezia, un 20enne muore annegato. In Medio Oriente la polizia chiede la proroga di 6 giorni per la detenzione dei 2 attivisti della flotilla. Queste le principali notizie dell'agenzia ANSA. Cosa facciamo in quest'oretta? Allora, tra poco leggo i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Alle 11.30 parleremo di intelligenza artificiale, perché Antonio Gennari è un pianista, compositore, produttore discografico, ha aiutato parecchi giovani e giovanissimi artisti, ma negli ultimi mesi si è dedicato particolarmente alla didattica musicale e all'intelligenza artificiale applicata alla musica. Sapete che è un argomento spinoso per il sottoscritto Sammy Varin. Io ogni mezz'ora mando in onda artisti indipendenti, ma via via l'intelligenza artificiale ci sto lontano, tranne che in alcuni casi, quando ad esempio si parla di disabilità. Abbiamo trasmesso più volte Alessandro Villa, che è un compositore, un cantautore lombardo della Brianza, e che ha utilizzato l'intelligenza artificiale per trasmettere i suoi contenuti con un bel successo. Ma in altri casi bisogna usarla l'intelligenza artificiale nella musica? Quanta intelligenza artificiale bisogna utilizzare nella musica? Negli altri campi abbiamo visto che comincia a servire e anzi fa licenziare parecchia gente. Oh, che felicità! Ne parleremo dopo le 11.30 con Antonio Gennari che ci viene a trovare. Prima però, subito ci tuffiamo nel Qui Parlamento, collegamento con Elena Testor. Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Sottosegretario Savino. Il documento di finanza pubblica che oggi discutiamo non è un esercizio accademico, è una linea di confine tra chi affronta la realtà e chi continua a raccontarla per convenienza. Ma noi ci fidiamo di più delle agenzie di rating che di ciò che dicono le opposizioni. E la realtà, che piaccia o no, è fatta dell'eredità delle scelte del passato, un'eredità che questa maggioranza non ha nascosto sotto il tappeto, ma ha deciso di affrontare. Penso ad esempio a misure come il superbonus, nato con obiettivi in parte condivisibili, ma gestito senza adeguati controlli e senza una sostenibilità nel tempo.
Il risultato lo conosciamo tutti, un impatto enorme sui conti pubblici che oggi siamo chiamati a gestire con serietà. E mi rifaccio anche a una domanda che è stata fatta durante le audizioni, dove proprio all'Ufficio parlamentare di bilancio è stato chiesto che effetto avesse avuto il superbonus sui conti pubblici. Ed ecco, la risposta è stata che è stata una misura universale non mirata che ha creato problemi di efficacia, poca efficacia sull'efficientamento, che era l'obiettivo del superbonus, un incremento di crescita che si attestava sull'1, 1,4 e un impatto che poi si è dissolto nel tempo. Non era mirata né sugli immobili né sul tempo né sulle categorie fragili e quindi non ha avuto efficacia. Costo 130 miliardi. E lo stesso vale per alcune politiche assistenziali. Il passaggio dal reddito di cittadinanza a strumenti che incentivano davvero l'occupazione non è stato ideologico, ma una scelta necessaria, perché aiutare chi è in difficoltà è doveroso, ma lo è altrettanto costruire le condizioni perché le persone possano lavorare, crescere, essere autonome. Il lavoro non è solo reddito, è dignità e prospettiva. Colleghi e colleghe dell'opposizione, voi oggi criticate questo documento come se partissimo da un foglio bianco. Non è così. Partiamo da anni di scelte spesso sbilanciate, da vincoli accumulati, da margini di manovra ridotti. E nonostante questo abbiamo costruito un impianto credibile. Lo abbiamo fatto in un contesto europeo che è cambiato profondamente. Abbiamo vissuto la sospensione del patto di stabilità, una fase eccezionale che ha consentito interventi straordinari durante la pandemia e il conflitto in Ucraina. Ma oggi siamo entrati in una nuova fase, in una nuova stagione, nuove regole europee, maggiore attenzione ai conti, percorsi di rientro più stringenti. Ignorarlo sarebbe irresponsabile. Noi invece abbiamo scelto di muoverci dentro questo quadro con realismo e determinazione. E mentre affrontiamo questi vincoli, dobbiamo fare i conti con uno scenario internazionale sempre più instabile. Le tensioni geopolitiche, i conflitti, le incertezze sui mercati energetici hanno un impatto diretto sulle famiglie e sulle imprese. L'aumento dei costi dei carburanti non è un dato astratto, è qualcosa che incide ogni giorno sulla vita reale degli italiani. Per questo siamo intervenuti con misure di contenimento dei rincari dei carburanti, consapevoli che non è una soluzione strutturale, ma uno strumento necessario in una fase di emergenza. E per questo continuiamo a sostenere la necessità di investimenti mirati per proteggere il potere di acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. A tal proposito vorrei anche leggervi alcuni dati che vengono dati da Banca d'Italia. Quindi quando viene detto che noi non ascoltiamo gli enti pubblici che parlano del nostro documento di finanza pubblica, questo forse sarebbe da additarlo a voi. Di fatto il Fondo Monetario Internazionale stima che la crescita mondiale si collochi intorno al 3,1% quest'anno, in calo dal 3,4% del 2005. Un prolungamento dell'austerità accompagnato da ulteriori forti rincari delle materie prime energetiche e da condizioni finanziarie più restrittive peserebbe in misura più marcata sull'attività economica mondiale, riducendo la sua crescita al 2%. Nell'area euro la guerra ha già contribuito ad accrescere l'inflazione, salita al 2,6% in marzo dall'1,9% di febbraio. Questo lo dice Banca d'Italia. A marzo l'inflazione in Italia è aumentata solo di poco, l'1,6% dall'1,5% per febbraio, grazie alle misure di contenimento dei rincari dei carburanti. Questo per smentire quello che voi dite, che il governo non ha visione e che forse ha attuato delle misure che hanno dato risposte concrete e hanno tamponato l'emergenza immediata. Ma diciamolo con chiarezza, se la crisi dovesse aggravarsi non possiamo limitarci a gestire l'esistente, serve avere il coraggio di fare scelte straordinarie, serve flessibilità di bilancio per sostenere il Paese, con l'Europa se possibile, ma con una priorità che deve essere sempre chiara, l'interesse nazionale.
Sfruttare la flessibilità della governance per garantire misure in materia di sicurezza economica ed energetica. Questo deve essere l'obiettivo. Perché sì, colleghe e colleghi, noi qui rappresentiamo l'Italia. In momenti come questi bisogna avere il coraggio di dirlo senza ambiguità. Prima vengono le famiglie, prima vengono le imprese, prima viene la tenuta economica e sociale del Paese. E c'è un altro nodo che troppo spesso viene ignorato, trattato con superficialità, partendo proprio dall'Europa, quello della burocrazia. Le nostre imprese non combattono solo con i mercati o con i costi dell'energia, ma con un vero e proprio groviglio normativo fatto di regole europee, nazionali e regionali che si sovrappongono, si complicano e rallentano tutto. Ogni autorizzazione che tarda, ogni procedura ridondante, ogni incertezza interpretativa ha un costo in tempo, in competitività, in investimenti mancati. E allora la sfida non è solo mettere risorse, ma liberare energie, semplificare davvero, tagliare ciò che è inutile, rendere lo Stato un alleato e non un ostacolo, perché se non affrontiamo questo nodo, ogni politica economica rischia di essere meno efficace. E mentre noi affrontiamo tutto questo, voi continuate con le solite critiche. Non basta, si poteva fare di più, ma non spiegate mai come. Non dite dove trovare le risorse, non dite quali priorità tagliare, non vi assumete la responsabilità delle conseguenze. Noi invece ce le assumiamo e lo facciamo tenendo insieme rigore e crescita, sostegno e sostenibilità, presente e futuro. Questo documento di finanza pubblica può essere perfettibile, ma è serio, è costruito dentro un contesto difficile, senza scorciatoie e senza illusioni, e soprattutto è un documento che guarda avanti, che prova a correggere gli errori del passato senza usarli come alibi, che sostiene chi oggi è in difficoltà, ma lavora perché domani ci siano più opportunità per tutti. All'opposizione lasciamo pure le parole, noi ci prendiamo la responsabilità delle scelte. Concludo, Presidente. In un momento complesso come questo servono lucidità, coraggio e senso di Stato. Noi crediamo che questo documento vada esattamente in questa direzione e concludo ringraziando il Ministro Giorgetti per il grandissimo lavoro che ha fatto, per la serietà nell'affrontare le difficoltà e noi siamo orgogliosi del suo lavoro, del suo percorso e di come sta tracciando il sentiero per la nostra nazione. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento. Special guest is in the house. The special guest is in the house.
Com'è che ci chiamiamo noi? Radio Libertà, e vanno tutti i generi musicali su Radio Libertà senza che nessuno ci paghi, lo ricordiamo, perché molto spesso mi chiama l'artista e mi chiede ma quanto devo pagare per essere trasmesso da voi? Gli faccio una risata. Questo è Steve Zerbi Sound, è Stefano Zerbini, specializzato in musica elettronica, era House Special Guest. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E tra poco parleremo anche di intelligenza artificiale per la musica. La vogliamo, non la vogliamo? Quanta ne vogliamo? Intanto, naturalmente, giro di WhatsApp al 340-6709-659 con i vostri messaggi del mattino. Abbiamo parlato di quello che è avvenuto a Vigevano. Oggi il quotidiano Libero gli dedica un paginone. Candidati musulmani alle elezioni comunali a Vigevano. Salvini prende le distanze, scrive ad esempio Sky TG24, ma attenzione, non è che prendiamo le distanze perché sono musulmani, dipende cosa dice il musulmano, e mi avete spedito tantissimi WhatsApp su questo argomento facendo capire che forse c'è stato veramente un errore di comunicazione in questi volantini che vedevano il musulmano candidato parlare in arabo o bella bardata con il velo. Ad esempio Luisa mi scrive possono presentarsi all'elezione ad esempio musulmani laici come Suad Sbai, ma io ci aggiungo anche musulmani che parlano come ha parlato questo nella trasmissione Fuori dal Coro. Ve lo faccio risentire? Francesco, tiriamo sul cursore, riascoltate cosa dice questo. Ve lo dico da immigrato, ci vuole la remigrazione. Ascoltiamolo. Aspetta, Da una coltellata da un compagno marocchino. Il problema non è solo lo strumento. Te lo rimetto da capo, eccolo. Mio cugino ha perso la vita 4 mesi fa all'interno della scuola da una coltellata da un compagno marocchino. Il problema non è solo lo strumento in sé, ma la mentalità dei ragazzi che usano il coltello per generare violenza contro se stessi e contro gli altri. E diciamolo senza ipocrisie, un'immigrazione incontrollata ha contribuito a questo fattore, perché l'uso dei coltelli non è una cultura italiana, ma rispecchia certe culture nordafricane. Il vero problema è che in Italia c'è la possibilità di integrarsi, ma chi non vuole integrarsi qui non è il benvenuto. La mia famiglia in Italia si è rimboccata le maniche e siamo integrati, rispettiamo la legge e la cultura. Chi non vuole rispettare la legge e la cultura non è il benvenuto, e bisognerebbe attuare la politica della rimigrazione. Qui non si tratta di un'ideologia politica, ma si tratta di buonsenso e di legalità. Capito, così racconta nella trasmissione Fuori dal Coro questo ragazzo giovanissimo che potrebbe essere benissimo uguale a quelli che si sono fatti notare a Vigevano. Peccato che abbiano sbagliato il tipo di comunicazione. Magari pensano la stessa cosa? Punto di domanda. Giro di WhatsApp 340-6709-659. Se volete potete scrivermi in questo momento e io li leggo. Ho il presentimento che a Vigevano la Lega subirà una batosta grazie a certe cazzate che non devono assolutamente succedere, scrive Marco a proposito di questo. E poi su Genova è piena di maranza e il problema sono gli alpini. È uscito anche il vademecum per difendersi dagli alpini al raduno che ci sarà prossimamente. Visto che sono a Genova, ma che le femministe vadano a scopare il mare, scherza un altro ascoltatore. Poi c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo che dice. Allora, dicevano, ciao Pier dalla Ciao. Romagna, il candidato islamico ci può stare, certo, non, se deve fare un volantino lo fa scritto in italiano e in arabo ovviamente, non deve mettere il velo perché deve rappresentare il fatto per quale motivo gli islamici si trovano in questo territorio e vogliono rimanerci, magari avere dei figli che diventano italiani e quant'altro. Io penso che se si parlerà con questi due candidati sicuramente condivideranno questo, se no penso difficilmente ci sarebbero candidati nella Lega.
Ciao, buona giornata a Bravo, tutti. è quello che dicevo io prima, che secondo me pensano la stessa cosa che pensava quel ragazzo intervistato fuori dal coro, semplicemente si è sbagliato a fare il volantino o lo si è lasciato fare a chi probabilmente non capisce niente, ha visto quello della scorsa settimana del PD, i candidati islamici del PD a Venezia Mestre, e lo hanno fatto uguale. O c'è sotto qualcuno che voleva invece fare uno scherzone alla Lega? La prima cosa che devono fare è ripudiare ufficialmente la Sharia, scrive semplicemente un ascoltatore. E poi un altro messaggio audio, sentiamo che dice. Sono a Balta, sotto Ciao. la pioggia stamattina. Volevo dirti, extra profitti alle banche, alle petrolifere, aziende petrolifere, ma gli extra profitti che sta facendo lo Stato in questo momento con la tassazione appunto sulla benzina, sulle banche, tutte queste tasse extra oltre il normale, cosa fanno? Fanno ridurre la tassazione a noi non diciamo con l'ISEE più alto di quella del marocchino con 8 figli che lavora 1.200 euro al mese. No, perché se gli extra profitti valgono per loro dovrebbe valere anche dall'altra parte. Riducano le tasse sulle accise, o ve lasciamo perdere se no crolla tutto, ma sull'energia elettrica tassazioni allucinanti, facciano il disaccoppiamento e poi continuino a parlare, ma che du coglioni, facciano, non fatti, non pugnette. E stiamo a vedere, perché qualcosa mi dice che qualcosa si muoverà, ma basta con sti dati, che scrive questa, per me sono tutti fasulli, dati numeri percentuali possono essere solo propaganda, io non ci credo, l'unica cosa certa è che sta aumentando tutto e l'impoverimento della popolazione è ineluttabile, questi politici ci combattono solo sui loro 13.000 euro al mese di stipendio, tutti così, destra e sinistra, ormai la gente è stata istruita dal vaccino Covid e adesso non crede più a niente. Interessante anche questa meditazione, noi siamo qui per capire che se c'è, non che c'è, se c'è ancora del buono della politica oppure no. E mi sembra che quotidianamente qualcosa di buono vi metto sul tavolo. Silvio, basta sottostare alla Commissione europea, sogno che l'Unione Europea crolli un bel missile politico naturalmente, sulle sedi di Strasburgo e Bruxelles, che sono già troppe, dico io. La Madia, quella che aveva i soldi nella cuccia del cane, assolutamente no, ti stai sbagliando. Ciao Sammy, il problema non è il lupo. Abbiamo sentito un cagnolino sbranato, ma un cagnolino di un personaggio molto famoso. Il lupo sbrana il cane di un personaggio famoso, magari di sinistra? Chissà mai che adesso qualcuno apra gli occhi. Il problema non è il lupo, il problema come sempre è il comportamento umano, scrive questo qua. Secondo la scienza e studi etologici si asserisce che il lupo attacca per competizione territoriale per le risorse, quindi se il cane non era libero di scorazzare in montagna non deve esserlo, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio, il rischio era praticamente nullo. Oddio, a me sembra che rompano anche i recinti, ci entrano dentro e se mangiano qualunque cosa. Il problema è solo del proprietario. I lupi sono generalmente cauti con l'uomo e cercano di evitarlo, ma con i cani la dinamica è diversa a causa della competizione naturale, quindi cittadini, quando venite in montagna usate i guinzagli per i vostri cani, ci scrive Luca da Brescia. Quelle donnette di che cosa hanno paura? Siamo a Genova. Che gli alpini le molestino? State tranquilli, perché gli alpini al massimo offrono un bicchiere di vino per brindare tutti insieme. Attiviste, dovete avere paura degli stranieri, non dei meravigliosi alpini. Sembra incredibile, eh? Non hanno paura degli immigrati e poi gli vedi cosa succede. Mica sempre, per fortuna, eh? Chi ha dato una mano al Friuli, per esempio, per il terremoto, sono stati gli alpini, anche nella ricostruzione, perciò dobbiamo solo ringraziarli. E attiviste, gli alpini non stuprano, ma aiutano.
C'è una bella potenza di fuoco dei nostri ascoltatori. Meglio il ballo come reato che il gay pride depravato. Attenzione, qui stiamo pisciando fuori dal vaso. Andrea da Certaldo è un comunistello che è rimasto allo slogan "americani a casa" del 68. Vabbè, non interessa, potete essere comunisti, fascisti, l'importante è che mi ascoltiate e mi scriviate. E ancora, i nostri onorevoli cosa fanno? Perché non fanno un'interrogazione al governo e al presidente Mattarella? Silenzio, Maurizio deve dare un'audizione in Parlamento, un'esposizione in sala parlamentare. A qua si riferisce alla trasmissione di poco fa di Giulio Cainarca, che trovate chiaramente sul sito di Radio Libertà. E ancora, mamma mia, non vi fermate più. Un altro messaggio audio, lo ascoltiamo, sentiamo. Buongiorno, leggo con grande stupore, meraviglia, di questi due islamici a Vigevano che sono candidati nella lista della Lega. Ma scusate, questi non è che si sono potuti infilarsi nella lista della Lega così. Penso che qualcuno li conoscesse, li abbia inseriti, ma allora chi è questo che rema contro la Lega? Ovviamente, perché noi non siamo contro, gli islamici possono stare benissimo, l'importante è che si integrano con le nostre regole. Il fatto che questa già si presenta con il velo già non sono le nostre regole, ecco, se sono due islamici che non so, la pensano, non sono cristiani e vabbè, però che non impongano le loro regole, ma già col fatto che si presenta con il velo a me dà l'impressione che questo non sia così, sia che vogliono imporre le loro regole. Ho capito, diciamo che un'intervista riparatoria non sarebbe male, sempre che naturalmente questa cosa la si voglia fare, non dipende da noi, però stiamo raccogliendo anche i vostri pensieri e non è male questa cosa. Ciao Sammy, oggi qui a Roma piove, governo ladro, Enzo, il pidino, era la Cirinà, sì, quella che aveva nascosto i soldi nel pollaio, bravo, ma io vi lascio giustamente parlare, anche perché poi voi fate di tutto in erba un fascio. Tutti i comunisti nascondono i soldi nel pollaio, anzi nella cuccia del cane. Ci fermiamo, c'è la pausa a Cerbis e poi tra pochissimo parliamo di intelligenza artificiale. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Se volete prenotare il nostro olio tramite il sito, vi ricordo olioacerbis.com. Lì entrate e vedete la nostra azienda, ma trovate anche nella sezione cosmetica la nostra linea La Bava di Lumaca Rimas. Sono già tantissimi anni, più di 18 anni che le nostre amiche, in modo particolare in questo periodo, ordinano la nostra crema La Bava di Lumaca. Attenti alle parole, attenti, eudermica e certificata da BioCert Italia come crema biologica. A cosa serve la crema La Bava di Lumaca Rimas della Acerbis? Combatte le rughe, scottature, psoriasi, dermatiti, cuperose, elasticità della pelle, idratazione, scottature, insomma una crema a 360 gradi. Ma ricordo, crema biologica, l'offerta, siamo in raccolta negli allevamenti convenzionati in questi giorni perché poi le chiocciole vanno a dormire. Attenti perché è una cosa davvero fuori di testa. Una crema La Bava di Lumaca biologica Eudermica Rimas 35 euro, trasporto gratuito, ma 3 Rimas, 3 non hanno scadenza, siete a posto fino a settembre, 79 euro. Chiamate 030 68 40 408, produzione limitata, oppure olioacerbis.com, sezione cosmetica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Hai sentito che pezzo? Chi ascolta Semivarin e Radio Libertà lo sa, io ogni mese mando in onda questa musica. Com'è che è? Dillo tu, The Year of the Heart. The Year of the Heart. Sembra l'anno della terra. I bresciani delle valli parlano così. Questo è dedicato al mese di aprile, bellissime meditazioni musicali, roba buona, genuina, lo dico subito, visto che ho detto prima parliamo di intelligenza artificiale, eccetera. No, questa è roba buona, genuina, da parte del maestro Antonio Gennari, che salutiamo. Grazie Antonio. Ciao a tutti. Antonio Gennari è pianista, compositore, produttore discografico. Ti sei fatto notare moltissimo su queste frequenze per aver aiutato una certa Leonor. Esatto. Cavolo, l'abbiamo applaudita a bocca aperta, la sua bravura, l'hanno applaudito in giro per il mondo, l'hanno applaudita perché ha partecipato a eventi importantissimi e io ti sono grato perché aiuti i giovani in un momento veramente difficile. Farsi notare quando sei bravo è un casino, perché sembrano tutti bravi, ok? Se seguite Antonio Gennari sui social, scoprite che lui è particolarmente attivo anche nella didattica musicale. Io sul tuo canale YouTube ho visto anche che cerchi di trasmettere la tua conoscenza ai giovani. Sì, io ho un canale specifico che è proprio Piano Lesson, che è proprio un canale dedicato al 99% a tutte lezioni di pianoforte, tutorial, nonché corsi di pianoforte, da quelli di preparazione pianistica al Beyer, fino ad arrivare a fare anche quelli più avanzati, quindi dopo il Beyer c'è esercizi come Hanon, Cesi Marciano. Quindi c'è un vero e proprio metodo, che tu porti avanti, ma per farlo non è che bisogna per forza venire da te, praticamente lo si può fare anche a distanza. Sì, certo. Io ho tantissimi iscritti a questo canale. Allora, questo canale era nato in modo un po' particolare, nel senso, io avevo i miei allievi nell'accademia dove insegnavo e gli allievi privati. Allora, per fare in modo che durante la settimana, quando studiavano, potevano, magari non si ricordavano qualcosa, allora io postavo gli stessi esercizi, li filmavo certo. e li ho messi in questo canale. La cosa nasce in questa maniera qui. Poi metti esercizio, metti video, siamo arrivati praticamente a quasi 1000 video in tantissimi anni. Ho circa 23.000 allievi che mi seguono online e quindi anche rispondere a volte a tutti i quesiti che mi pongono mi rimane difficile. A volte rispondo anche con qualche settimana di ritardo, perché sono talmente in tanti che mi scrivono e io devo cercare di giostrarmi fra i 1000 impegni anche quello. Allora aspetta, facciamoli aumentare ancora un po', basta scrivere Antonio Gennari su YouTube. Blue Studio Record, altrimenti. Blue Studio Record, che è la postazione da cui tu lavori, che si trova dove? Sud Milano esattamente? A Ossagolo di Giano, un paesino dell'Interland di Lodi. Non potete sbagliare, scendete sotto Milano, lo trovate subito. Antonio Gennari, ve l'ho detto, si è fatto notare in questi anni come non mai per chi ama la musica, chi la vuole studiare, chi vuole imparare, chi la vuole mettere in pratica, chi vuole trasmettere emozioni, ma ultimamente, signori, l'Antonio Gennari ha cominciato a dedicarsi all'intelligenza artificiale. E qui Antonio, hai visto che le prime produzioni che mi ha inviato e io ti ho riscritto dicendo cazzo che pezzo bellissimo, te ne mando uno a caso, guarda, mando questo, il primo che mi ha inviato, Il canto della Gina, sì. Blue Diamond Italian K-pop, esatto. C'è anche il video che è un cartone animato in stile anime. Ok, ve lo faccio sentire e sappiate che il personaggio che canta non esiste, ok? Questo tanto per... Cerchiamo di capire se è bello, se è brutto, quanta intelligenza artificiale ci vuole nella musica,
come utilizzarla, perché utilizzarla? Sono domande che potete fare, se volete, anche chiamando 02 9294 7222, perché c'è Francesco che gentilmente ci passa le chiamate, o inviando WhatsApp al 340 6709 659. Chiaro che ascoltando questi esperimenti musicali si rimane con la bocca aperta. Scrollo il feed ma vedo solo te, pure nei reel che non c'entrano niente. Sei tipo glitch nella realtà, mi mandi in tilt, crash totale, presente. Ti metto like più dei pensieri, anche se non li hai mai postati. E mentre passo sotto casa tua, fingo no raga siamo capitati. Senti il canto della Gina che ti chiama pure in modalità divina. Senti il canto della Gina a mezzanotte sotto la tua vetrina. Sto facendo di tutto, ma proprio tutto, per dirti oh guarda che io ci sto sotto. Tra meme, segnali e drama leggero, ti voglio sì, ma lo dico sincero. Ti scrivo ehi, poi cancello veloce, ansia che legge e non risponde. Studio piani degni di una serie, tipo trama che mai finisce o crolla. Mi presento dove vai tu, che coincidenza, ma non lo è. Faccio la cool ma poi mi tradisco quando mi guardi e dico ok. Senti il canto della Gina che ti chiama pure in modalità divina. Senti il canto della Gina a mezzanotte sotto la tua vetrina. Sto facendo di tutto, ma proprio tutto, per dirti oh guarda che io ci sto sotto. Tra me segnali e drama leggero, ti voglio sì, ma lo dico sincero. Le amiche dicono scrivigli adesso, io tipo no, deve capire da sé. Ma poi ti mando una story strana con canzoni che parlano di me. Metto cuori, tolgo cuori, gioco a fare l'indifferente. Ma se mi sfiori anche per sbaglio giuro svengo letteralmente. Ok basta, zero strategia, niente Oppa, più senti giochi, come più pompa, bugie. ragazzi miei, questa è musica indipendente, sì, ma è musica inesistente, nel senso che l'artista, che in questo caso è Blue Diamond Italian K-pop, così si chiama, Sì, esatto. è l'intelligenza artificiale. Il pezzo Il canto della Gina lo trovate facilmente su YouTube, e a questo punto mi fermo e l'Antonio Gennari ci deve spiegare cosa sta succedendo nella tua vita di compositore, produttore discografico, e quali esperimenti stai facendo con risultati, ripeto, secondo me sbalorditivi, perché io comincio veramente ad avere problemi quando un artista mi invia direttamente sul telefonino, perché conoscete il mio numero e le sue produzioni, e io se non lo conosco o lo conosco da poco glielo devo chiedere, ma sei tu che canti? Allora, sta succedendo un po' questo, un po' il mondo della musica è in continua evoluzione, ma ultimamente si sta evolvendo molto velocemente, più del solito. Allora, adesso c'è questo ingresso dell'intelligenza artificiale che sta avendo un impatto forte all'interno del mondo della musica. C'è da dire che artisti nuovi si fa fatica a trovarli, perché tutti cosa fanno? Vogliono tutti andare o a X Factor, Amici, seguono quei canali di casting, quelli più quotati, più importanti, esatto, più costosi, esatto, perché costosi. forse vogliono tutto subito. Esatto, Non vogliono più fare non gavetta, c'è più non hanno tempo, non hanno voglia. Non c'è la gavetta, non c'è la voglia di prepararsi artisticamente. Cioè, prima citavi Leonor. Leonor è una ragazza che io l'ho conosciuta che era una bambina ancora. Io l'avevamo detto anche qui in programma, io aveva 13 anni quando io la scoprì in un piccolo concorso di paese che suonò in diretta pianoforte e voce Bohemian Rhapsody dei Queen. Io vedi lì il grande talento di quella ragazza lì.
e l'ho cresciuta da 13 anni, l'ho portata a 18 anni e fargli avere poi un contratto discografico con una grossa casa indipendente che ha tuttora. Ha voluto fare la gavetta, ma oggi come oggi vogliono tutti subito correre. Io ho aperto dei casting gratuiti, non si è presentato quasi nessuno. Addirittura una mamma, mi ricordo, che mi ha telefonato e mi ha detto: scusi, ma in questo casting non c'è niente da pagare. E gli ho detto: no signora, non si paga È rimasta niente. sorpresa. No, dov'è la fregatura, mi ha detto. Ma gli ho detto: scusi signora, io sto cercando artisti, non sto cercando di fare cassetto. Il problema è che il 99% dei concorsi che trovi, le pubblicità su TikTok, Instagram, Facebook, sono tutte macchine per fare soldi. Cioè l'illusione di portarti chissà dove, ma pur spillandoti soldi. Ma anche concorsi importanti, come io sto parlando, adesso qui lo dico senza remore, concorsi importanti come San Marino Song Contest, che chi vince San Marino va all'Eurovision a rappresentare la Repubblica di San Marino. Anche lì, vabbè, c'è da pagare una quota, va bene, ma poi il problema ti ritrovi che in finale arrivano i trombati di Sanremo, i trombati che non sono riusciti a passare da amici o da Facebook da parte delle major, te li trovi tutti in finale e tu hai speso dei soldi per fare l'iscrizione, fare le audizioni, fare le semifinali, magari anche albergo a San Marino per poter essere lì e essere presente sul posto. E poi alla fine non concludi niente. E allora in questo momento cosa succede? Succede che c'è anche questo ingresso dell'intelligenza artificiale. Allora, è già capitato, ci sono dei casi di artisti che nascono virtualmente e poi dopo la major, la casa discografica, si preoccupa di fare i casting per trovare l'artista reale che assomiglia il più possibile a quello virtuale, per poi organizzargli il tour e poi diventa lui l'artista ufficiale. Ci sono dei nomi anche. Attenzione, io me li sono segnati. È roba interessante. C'è Lam, questa ragazza qui che è una ragazza virtuale come può essere Blue Diamond oppure Breaking Rush. Sono praticamente artisti che nascono dall'intelligenza artificiale. Allora, anche qui dobbiamo aprire una parentesi. L'intelligenza artificiale va usata come strumento e non facendo fare tutto all'intelligenza artificiale. E adesso tra poco ci dirai che cosa fai fare tu all'intelligenza artificiale. Esatto. Restate lì, un altro pezzo dell'intelligenza artificiale, Blue Diamond K-pop in italiano, il pezzo Mi Scassi. Sentiamolo Francesco sul cursore, sentiamo. Basta dramma, basta scene, hai finito le tue chance, fai rewind alle tue cene. Cringe. Mi dicevi sei speciale, poi gustavi nel locale, io che scrivo 1000 frasi, tu che visuale sparisci, sto salendo, tu sei giù, nuovo tag non sei più tu, ora ridi nelle storie ma da sola poi ti annoi. Mi scassi, scrivi dai parliamone ma poi mi rilassi. Mi scassi, al giro della city solo per vedermi i passi. Mi scassi, ora cambio il mio contatto, tu rimani nei cassi. Mi scassi, ti ho lasciato sul visual, tu sei andato in modalità rival. Fai il duro, fai il virale, ma dal vivo sei banale. Nuova felpa, nuovo gloss, sotto casa che imbarazza. Dici ho perso la metà, io rispondo meno male. Mi scassi, scrivi sto cambiando, ma poi ti rilassi. Infatti adesso sto anche ho anche i problemi tecnici con Nuovo Imaio per andare a caricare gli album, perché non adesso è un argomento che Nuovo Imaio lo dovrà affrontare. Io quindi ho dovuto registrare a mia figlia perché specialmente mia figlia che le tue foto nel cestino, nuova me, nuovo destino. Tu che chiedi come stai, io rispondo mai così. Ti ho voluto, ti ho curato, tu bugiardo certificato. Ora ballo sul finale, tu sei solo un brutto trailer. Ma adesso c'è anche questo. Ormai le mesi hanno preso accordi con di questi canali
che se arrivano canzoni con voci campionate di artisti vengono scartate. Cioè, ci deve essere la voce tua, vera e propria. In questo caso Blue Diamond è la voce di mia figlia. Quindi esiste, non è una cantante famosa. Stiamo discutendo, signori, mentre gira questo pezzo di Blue Diamond K-pop, in italiano Miss Cassie, cantato dall'intelligenza artificiale, ma la voce è un campione di chi? Il campione di questa voce di Blue Diamond è il campione di mia figlia Sara, che lei canta molto bene, quindi è sempre stata, ma ha dato la sua voce, il suo campione, quindi è tutto dichiarato, tutto registrato, quindi non andiamo ad utilizzare voci di altri, perché ecco, questo è un altro risvolto dove dobbiamo dire che l'IA deve essere uno strumento e come tale va utilizzato. Cioè non è che io devo fare una canzone, fare un semplice prompt, far tutto all'intelligenza artificiale e no, così diventa troppo... Ma tu tecnicamente che cosa gli dici? Gli dai un testo? Gli dici di lavorare su un certo testo? Il testo lo scrivo io, sempre. Qui ho passato un mese a spulciare l'archivi dei linguaggi della generazione Z. Che è importante. Per capire come parlano questi ragazzi oggi e quindi andare a inserire questi testi. I testi di Miss Cassie è una ricerca approfondita proprio del modo di parlare dei ragazzi d'oggi, perché io ho 67 anni, non parlo certo così, chiaro, quindi è tutto un lavoro di grande ricerca sotto questo aspetto. Poi la musica, il pezzo lo scrivo io, la melodia la scrivo io, le basi le imposto io, la ritmica e tutto quanto tramite le timeline dei miei software che ho nello studio di incisione. Ecco qua subentra l'intelligenza artificiale che la vai a utilizzare come strumento per rifinire e finire la canzone. Oggi come oggi esistono algoritmi dell'intelligenza artificiale che continuano ad aggiornarsi di mese in mese e che danno la possibilità di ottenere delle sonorità che fino a qualche anno fa dovevi spendere capitali immensi dentro in grandi studi di incisione. Oggi come oggi ottieni i quasi medesimi risultati, dico quasi, perché diciamo che non è ancora sviluppata come dovrebbe essere, però ogni volta che esce un aggiornamento sicuramente ti posso garantire che è sempre meglio di quello prima. Io ho lavorato fino a qualche mese fa con l'algoritmo numero 5.0, adesso è uscito il 5.5 ed è già migliorato di 50 volte. Quindi capite, si risparmiano un fracco di soldi nella preparazione, nel puntellamento della canzone e poi teoricamente dovrebbe arrivare il momento in cui arriva l'artista vero a cantarla o comunque mi dicevi c'è anche una ricerca. Allora, a questo succede punto. anche questo. Come ho detto prima, esistono già degli artisti che nascono virtualmente. Poi le case discografiche, le major, anche loro stanno subendo una grande trasformazione. Da produttori diventeranno dei curatori, nel senso che ormai le etichette discografiche, i contratti già da diverso tempo, una volta si faceva il contratto solo del disco. Cioè io casa discografica ti producevo il disco, facevamo poi dopo il management, le pubblicità, erano tutte cose che si gestiva l'artista per conto suo. Oggi come oggi no, in un contratto discografico la casa discografica prende tutto. Da quando c'è il digitale, che quindi non si stampano più dischi CD, prende il management, la pubblicità, prende tutto e quindi in questo caso cosa succede? Con l'intelligenza artificiale diventano curatori, quando vedono il prodotto importante, interessante, allora contattano il piccolo produttore che lo ha realizzato e gli dicono ok, il castello a questo punto te lo costruiamo e te lo gestiamo noi. Cercano l'artista reale che assomiglia più possibile a quello virtuale ed ecco che gli organizzano il tour. Esistono già due cantanti, due artisti negli Stati Uniti nati in questa maniera qua.
Adesso non ricordo. Ragazzi, sembra fantascienza, ma questo sta avvenendo e potrebbe diventare la normalità. È il futuro, nel senso c'è uno switch off dei ruoli. Prima l'artista nasceva reale e poi dopo diventava multimediale tramite la rete e tramite anche la possibilità di fare un video in anime come l'ho realizzato io per quanto riguarda il Canto della Gina. Adesso secondo me nel futuro si invertiranno un attimino i ruoli, che nasceranno prima virtuali, dopodiché se il prodotto funziona ecco che cercherai l'artista vero. Premetto, 2 mondi diversi. Io sto parlando delle produzioni discografiche che nulla c'entrano con la musica live. Musica live che deve continuamente esistere e sempre esisterà. Io sono un musicista che con la mia band facciamo rock progressivo degli anni 70. Quello è, punto e basta. Quindi non è che si scambiano i ruoli. Anzi, c'è questa possibilità. Nasce un prodotto virtuale, poi saranno i musicisti a prenderlo, impararlo e portarlo live sui palcoscenici. Capite il cambiamento che vi stiamo mettendo sul tavolo quest'oggi? Chiaramente noi siamo per le cose genuine, fare la spesa dal contadino, eccetera, ma anche il contadino, probabilmente non lo sapete, ma utilizza qualche prodotto, magari anche naturale, eccetera, per fare in modo che non arrivino parassiti, eccetera. Cose interessanti che mi riportano indietro nel tempo, chissà perché mi è venuto in mente un artista di nome Dan Arrow, e la sua voce era la sua, era lui che cantava, che è un mistero ancora per noi grandi, però è successo qualche cosa di molto simile. Ha cantato canzoni perché è bello tuttora, palestrato, poi è finito anche lui nei social piangendo, ma vabbè, e gli facevano fare cose sfruttando la sua immagine fisica. Ma queste cose qui negli anni 80 era piena la discografia. Hai visto? Cioè io ho avuto occasione quando portai Leonor a fare le walk in questo concorso di coristi a Saint Vincent, dove ha partecipato, dove il direttore artistico era Gatto Pancieri, quindi Ciao, Gatto! C'erano tutti i grandi coristi, c'era Sergio che era un corista storico di Sanremo, quindi. E c'era tra i partecipanti, che era riservato questo concorso solo ai coristi. Infatti Leonora ha potuto partecipare perché lei era la vocalist, era corista di Gatto Pancieri e ha cantato anche nei disco di Gatto Pancieri, l'ultimo che ha realizzato. Quindi ha potuto partecipare. Lì c'era una cantante, adesso non mi sfugge il nome, questa ragazza qui ha dato la sua voce a ben 8 cantanti donne che c'erano negli anni 80 che facevano dance, che loro prestavano solamente l'immagine, ballavano e cantavano in playback, ma la voce era di questa ragazza qui, non era di quelle ragazze immagine. Già succedeva negli anni 80 questo. Capito, ragazzi? Non vi sveleremo mai queste cose perché crollano poi i miti, però è successo e tante volte. Antonio Gennari, cercatelo su YouTube, cercate i suoi corsi per migliorare musicalmente, ma soprattutto vi abbiamo messo davanti una parte di futuro musicale con l'intelligenza artificiale che, ribadisco e disco riba, serve moltissimo in altri campi, in quello sanitario e come certo che ci sì. sta facendo sostituire lentamente, speriamo di no, anche a noi speaker, sai che abbiamo vita breve ormai. Per il momento ti devo salutare ringraziandoti molto di questa veloce chiacchierata, ma ci hai messo, Grazie ci hai anche a messo te. la pulce nell'orecchio importantissima. E l'invito che faccio, certo, a te è di continuare a credere nei giovani e dargli una mano, anche se, come dicevamo prima, vogliono correre troppo forte, troppo veloce, vogliono saltare le tappe, vogliono subito il successo, e non si fa così. Ci sono altri metodi molto più belli, avventurosi, eccitanti. Certo, io ti ringrazio il pubblico che sta seguendo, chi ha seguito questo programma, e vi invito anche ai giovani, contattatemi, quindi ci sono presente su Facebook, su Instagram, su TikTok e anche attraverso i miei canali
di YouTube, che può essere il mio Blue Studio Record, anche il canale di Blue Diamond, c'è Bora Sora, un'altra artista virtuale, quindi magari facciamo così, adesso chiudiamo la trasmissione e poi la mandiamo come riempitivo musicale, il bello maschio. il l'hai bello chiamato. maschio, esatto. E quindi anche ai giovani che sentono, contattatemi pure, perché io ho sempre bisogno di trovare nuove espansioni di quello che può essere questo lavoro. Gli esperimenti sulla realtà virtuale, quindi sull'intelligenza artificiale, devono essere uno stimolo anche a creare nuove situazioni e nuove idee da portare avanti, perché lo scopo principale è proprio quello. Speriamo di farcela. Grazie a Francesco in regia, grazie Antonio Gennari. Grazie a Buon lavoro. voi, grazie, ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo.